Approvate le variazioni di bilancio a Rapallo, 708.000 euro di interventi per i danni della mareggiata, surrogato il consigliere Capurro con Maria Dina De Mattei tra le fila del PD. Encomio del Ministero per i beni e le attività culturali al Consorzio Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco, premiato l'impegno per la promozione dell'entroterra. Un'economia ispirata al Vangelo vince solitudine e disperazione, così il Papa oggi ai membri della Confederazione delle Cooperative Italiane. Francesco li ha esortati a offrire percorsi di formazione permanente. Nel cammino della visita pastorale, il Vescovo ha incontrato al villaggio del ragazzo le diverse classi del catechismo delle parrocchie di San Salvatore, Paggi, Graveglia e Rivarola. Chiediamo al Signore di svegliarci dalla sonnolenza dell'anima, è l'esortazione del cardinale Angelo Bagnasco alla Via Crucis cittadina di Genova, che si è svolta nella suggestiva cornice del Porto Antico. Calcio, Serie C, la Virtus Entella non va oltre il pari ad Alessandria, martedì sera la super sfida in casa della Pro Vercelli. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi in apertura parliamo del Consiglio Comunale di Rapallo. Sono state approvate 3 variazioni di bilancio. La più corposa riguarda alcune entrate in conto capitale che saranno utilizzate per interventi di ripristino post mareggiata sul territorio. Previsto il riassetto dell'area attigua al Castello sul Mare, dei bagni Porticciolo e anche il ripristino della baia di San Michele di Pagana entro Pasqua. Sentiamo. In poco meno di 2 ore si è concluso il Consiglio Comunale di Rapallo, convocato per approvare la surroga di un consigliere ed alcune variazioni di bilancio. Un tempo quasi record per la seduta, aperta con un minuto di silenzio in ricordo di Mario Fracchia, apprezzato ingegnere capo in Comune a Rapallo prima e in Regione poi, già assessore sia nella Giunta rapallese sia a Santa Margherita Ligure. Una vita dedicata all'istituzione, ha ricordato il presidente mentore Campodonico, sottolineando la grande levatura umana e professionale dello scomparso. Assenti alla riunione i consiglieri Tassare Solari per la minoranza, Candido e Baudino tra le file della maggioranza. L'Assemblea ha provveduto alla surroga del consigliere dimissionario Armando Ezio Capurro con la consigliera Maria Dina De Mattei, che siederà tra gli scranni del PD accanto a Mauro Mele. 3 le pratiche analizzate dal parlamentino, illustrate dall'assessore Alessandra Ferrara. Con i voti della maggioranza del consigliere Costa e l'astensione dei 2 consiglieri del PD si è provveduto ad approvare alcune variazioni tecniche del bilancio di previsione 2019-2021. Quella più significativa riguarda una maggiore entrata in conto capitale pari a 708.592 euro, corrispondenti a 2 diversi trasferimenti della Regione, uno di 208.592 euro e uno di 500.000 euro quale contributo spese per i danni della mareggiata. Una seconda voce riguarda un'entrata extratributaria di 600.000 euro derivante da un acconto previsto come rimborso assicurativo sempre per gli eventi meteo-marini di fine ottobre. Complessivamente quindi entreranno nelle casse comunali 1.311.592 euro reimpiegati per interventi sul territorio. Nel dettaglio l'assessore Arduino Maini ha illustrato come sarà ripartito l'investimento di 708.000 euro. 200.000 saranno destinati ai bagni Porticciolo, 50.000 per la pulizia e ripascimento della scogliera dinanzi al Castello sul Mare, 250.000 per la sistemazione dell'accesso al castello e del cordolo del lungomare Vittorio Veneto, 35.000 per la piscina, 175.000 per il ripristino del lungomare dell'approdo a San Michele di Pagana, pronto entro Pasqua. In conclusione di seduta è stata analizzata una proposta del consigliere Mauro Mele relativa alla possibilità di elargire agevolazioni a favore delle attività danneggiate dalla mareggiata e dai ritardi dei cantieri sul lungomare. Dopo una pausa di riflessione, la proposta è stata ritenuta al momento non attuabile. Sono in arrivo al porto di Genova le gru che serviranno per lo smontaggio delle pile di ponente del Ponte Morandi. Lo sbarco inizierà lunedì. Una volta a terra i componenti saranno smistati e trasportati al cantiere. Le 5 gru arrivano dall'Olanda e hanno un'altezza variabile che dipende dal tipo di braccio che montano, che va da un minimo di 20 metri a un massimo di 80. Per smontare le pile a ponente sarà necessario estenderle fino a circa 70 metri. Trattandosi di gru dalle dimensioni eccezionali, per il loro trasporto dal porto al cantiere saranno necessari più di 30 viaggi eccezionali e più di 80 trasporti normali, per un totale di oltre 2.500 tonnellate di attrezzatura. Per l'assemblaggio in cantiere saranno necessari circa 8 giorni. Queste gru speciali sono state scelte appositamente per procedere velocemente allo smontaggio.
Cambiamo tema. Al Premio Nazionale del Paesaggio, la cerimonia si è svolta a Roma, è stato assegnato un encomio al Consorzio Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha riconosciuto l'impegno di questa realtà nella salvaguardia del paesaggio delle nostre vallate. Sentiamo. Per la sua capacità di fare rete tra gli enti territoriali, i 5 comuni dell'entroterra del Levante, il Parco dell'Aveto e un'ottantina di soggetti privati per promuovere un territorio accogliente e condividere con il turista e con chi ci vive lo spirito autentico dei luoghi e dell'esperienza di essere comunità. Con questa motivazione è stato consegnato al Consorzio Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco, il Premio Nazionale del Paesaggio, istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il progetto, presentato dal Consorzio, è rientrato nei 13 che sono stati scelti tra i 130 che hanno ricevuto la candidatura al premio. A Roma si è svolta la consegna. La motivazione della nostra premiazione è stato proprio il fatto di aver colto il fatto di essere una rete di persone, di privati ma anche di pubblico, per cui il fatto di aver messo insieme i 5 comuni, un parco dell'Aveto e le strutture dell'accoglienza per difendere e per far conoscere il nostro paesaggio hanno colto proprio questo come cosa importantissima e interessantissima. Per cui c'è tutto un grande lavoro del nostro entroterra che sta cercando di farlo conoscere nel mondo, ed è stata una cosa molto positiva che a Roma abbiano riconosciuto noi piccoli con un progetto fatto a 6 mani, praticamente fatto da noi, cioè nel senso ce lo siamo fatti in casa e siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato, secondo me. Intanto tutte le strutture aderenti al consorzio si stanno preparando ad accogliere al meglio i turisti che decideranno di passare alcuni giorni nel territorio dell'entroterra del Tiguglio. In attesa dell'apertura del nuovo punto di accoglienza a Mezzanego, la rete di ospitalità punta sull'offerta dei sentieri, sull'ospitalità e la gastronomia a chilometro zero. I rifugi del Parco dell'Aveto e i nostri soci saranno naturalmente aperti per il periodo pasquale e offriranno anche loro la loro ospitalità, ma non solo, offriranno tutta una serie di attività che potranno essere svolte sul nostro territorio. Naturalmente per Pasqua saranno attivi, tutti quelli che sono le strutture ricettive saranno naturalmente tutti aperti, come anche naturalmente la ristorazione, e i sentieri saranno pronti per essere attraversati sia a piedi che in bicicletta. L'Unione Sindacale di Base ha chiesto al sindaco metropolitano Marco Bucci un nuovo incontro su ATP. In particolare chiede chiarezza sui tempi e sulla volontà di ricapitalizzazione, affidamento in house e reintegro della retribuzione. Dopo un incontro che si è svolto ieri in azienda, spiega il sindacato in una nota, sembra infatti che ci siano ritardi, difficoltà e ostacoli. La strada verso la ricapitalizzazione sembra addirittura in forse. In assenza di risposte e di fatti conseguenti, conclude il sindacato, i lavoratori saranno chiamati alla mobilitazione. A Sestri Levante il consigliere Marco Conti ha presentato un'interrogazione sul Park Sant'Anna. Conti chiede come mai i lavori di spostamento di un'uscita di sicurezza ancora non sono stati effettuati, nonostante siano trascorsi oltre 6 mesi dal rilascio del parere favorevole da parte dei Vigili del Fuoco. Il consigliere chiede lumi poi sul ripristino della funzionalità delle uscite di sicurezza, se gli interventi sono stati eseguiti e con quali costi. Infine, Conti domanda le motivazioni per cui il Comune non ha ancora adempiuto alla richiesta di atti e documenti da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La prossima settimana a Chiavari riprendono le operazioni per effettuare i rilievi dimensionali dei ponti sul torrente Rupinaro. Dopo quello di Via Descalzi, lunedì sarà la volta del ponte di Corso Genova, martedì quello di Corso Italia, mercoledì quello di San Pier di Canne. Durante le fasi della rilevazione eseguite dallo studio del geometra Roberto Dondero sarà interdetto il transito dei veicoli e il passaggio dei pedoni. L'operazione è necessaria per preparare le prove di carico statico che saranno eseguite prossimamente per accertare lo stato di conservazione delle strutture. E ora l'informazione religiosa. Un'economia ispirata al Vangelo vince la solitudine e la disperazione. Lo ha detto il Papa oggi, ricevendo in aula Paolo VI i componenti della Confederazione delle Cooperative Italiane. Francesco li ha invitati a offrire percorsi di formazione permanente per chi vive ai margini della società, valorizzando le donne in ambito cooperativo. La sintesi nel servizio. Opporre la relazione all'individualismo, la squadra all'interesse, il benessere di tutti agli interessi di pochi. È la strada indicata dal Papa nell'udienza alla Confederazione delle Cooperative Italiane. Fondata nel maggio del 1919, oggi rappresenta 19.000 imprese.
Le cooperative, ha detto Francesco, cercano modi alternativi per abitare una società che non sia governata dal dio denaro, un idolo che la illude e poi la lascia sempre più disumana e ingiusta. Il modello cooperativo, invece, ha proseguito il Santo Padre, proprio perché ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, corregge certe tendenze proprie del collettivismo e dello statalismo, che a volte sono letali nei confronti dell'iniziativa dei privati, e allo stesso tempo frena le tentazioni dell'individualismo e dell'egoismo proprie del liberalismo. Interpretare la cooperativa in questo modo vuol dire, ha sottolineato il Papa, andare controcorrente rispetto alla mentalità del mondo, ostinarsi a restare umani, scoprire che la vera ricchezza sono le relazioni e non i meri beni materiali. Il nostro mondo è malato di solitudine, lo sappiamo tutti. Per questo ha bisogno di iniziative che permettano di affrontare insieme ad altri ciò che la vita impone. Camminando e lavorando insieme si sperimenta il grande miracolo della speranza. Tutto ci sembra di nuovo possibile. In questo senso la cooperazione è un modo per rendere concreta la speranza nella vita delle persone. E ora veniamo in diocesi, prosegue la visita pastorale. Il Vescovo ha partecipato al primo incontro tra le diverse classi del catechismo della zona d'ambito di San Salvatore di Cogorno. A Monsignor Tanasini è stato fatto anche un regalo molto speciale. Vediamo. Il numero 50 sulla schiena, come gli anni di sacerdozio appena compiuti, sul davanti il simbolo della pace e l'acronimo SPGR, che sta per ambito pastorale di San Salvatore, Paggi, Graveglia e Rivarola. È una maglietta, dono che viene consegnata tradizionalmente alla fine dei campi estivi, quello che i ragazzi e i bambini del catechismo delle parrocchie della zona d'ambito hanno voluto regalare al Vescovo, che li ha incontrati al villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno nel cammino della visita pastorale. I bambini sono molto contenti perché è una cosa nuova, non l'avevano ancora incontrato e quindi sono molto felice qui al campo sportivo al villaggio di vederlo e sono molto entusiasti. È stato un momento di accoglienza molto festoso, secondo me bello, dove abbiamo fatto questo pensiero al Vescovo che è nato un po' insieme a tutti i catechisti. Una maglietta che è il ricordo che diamo tutti gli anni al campo, una maglietta particolare, il simbolo della pace, una sigla che dicesse il lavoro comune in tutte queste parrocchie e poi il suo nome con il 50 che è l'anniversario di ordinazione sacerdotale. Dopo l'accoglienza i ragazzi del catechismo si sono divisi per classi di appartenenza, elementari e medie. Le prime, i figli, hanno lavorato in gruppo per elaborare alcune domande che sono state poi fatte direttamente a Monsignor Tanasini. I ragazzi delle medie invece, i discepoli, hanno dialogato faccia a faccia con il Vescovo. Sono molto curiosi di sapere se al Vescovo piace quello che fa, come è diventato Vescovo e poi una domanda che ha suggerito una bimba della comunità dei figli amati, che è molto interessante, vuole sapere come facciamo ad avere Gesù nel cuore. Quello vissuto al villaggio del ragazzo è stato il primo incontro di un cammino comunitario iniziato da poco, ma che sta già dando i primi frutti. Penso che sia un po' l'inizio di un cammino che vogliamo fare insieme, perché è importante, scoprire che anche altri fanno lo stesso cammino e insieme ci si aiuta e si cresce. È stato un bel momento di incontro per poter unificare un po' tutte queste parrocchie vicine ma allo stesso tempo molto lontane, e è stata una bella mattinata, abbiamo accolto il Vescovo cantando una bella canzone e è stato finora un bel momento. Domani il Vescovo presiederà alle 10 la messa nella comunità di San Colombano di Vignale a San Colombano Certenoli. Nell'occasione saranno benedetti i lavori di restauro del presbiterio. Vediamo altri appuntamenti in diocesi. In occasione della giornata delle cantorie e dei ministeri laicali, il Vescovo presiederà domani alle 18 la messa in cattedrale a Chiavari. Sarà conferito il mandato ai nuovi ministri della Comunione, mentre i cantori, sacristi e lettori pronunceranno le loro promesse. La celebrazione sarà in diretta TV al canale 15 di Telepace. E Monsignor Alberto Tanasini incontrerà il mondo del lavoro. In occasione della festa di San Giuseppe, martedì 19 marzo, il Vescovo celebrerà la messa aperta a tutti i lavoratori. Avrà inizio alle 18:30 nella cattedrale di Chiavari. La liturgia sarà animata dal coro dei lavoratori della diocesi. Tutti sono invitati a partecipare.
E ora andiamo a Genova, dove si è rinnovato il rito della Via Crucis cittadina. Quest'anno, anziché la tradizionale collocazione in Piazza della Vittoria, è stato scelto il porto antico di Genova. C'eravamo anche noi. La Croce Lignea di Gesù viaggia sulle acque al porto antico di Genova a bordo della pilotina della Guardia Costiera, la stessa che nel settembre 2016 portò Gesù Eucaristia in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale. Le luci accese lungo l'approdo fanno da cornice al buio della notte, rendendo ancor più suggestivo e raccolto il rito della Via Crucis cittadina, che secondo tradizione si svolge nel secondo venerdì di Quaresima, quest'anno però in una diversa parte della città. Circa 2000 i fedeli raccolti sulla banchina che con canti e preghiera accolgono l'arrivo della croce. Tra loro anche alcuni fratelli ortodossi, le autorità cittadine, il sindaco Marco Bucci. A presiedere il rito che ricostruisce e commemora il cammino della croce il cardinale Angelo Bagnasco, che segue processionalmente insieme ai fedeli il Sacro Legno, portandolo nell'ultima stazione. Il percorso si snoda lungo la passerella attigua all'acquario, con soste, stazione dopo stazione, scandite dalle riflessioni preparate dall'ufficio liturgico diocesano. L'ultima in prossimità della nave Italia, dove il cardinale Bagnasco conclude il rito con una riflessione. L'arcivescovo prende spunto dalle parole rivolte da Gesù agli apostoli: vegliate insieme a me, per approfondire il tema della solitudine, la vera e grande paura dell'uomo, prima ancora della sofferenza, della malattia, della morte. Il cuore dell'uomo, ha spiegato il presule, sa che questa non è la nostra casa sono gli altri nei quali ci riconosciamo, è Dio che è venuto per noi. Da qui l'invito. Chiediamo al Signore di svegliarci dalla sonnolenza dell'anima. Dobbiamo riconoscere il volto di Gesù nei fratelli e nelle sorelle, per poterli amare fino in fondo, nonostante difficoltà, prove, tradimenti, delusioni. Ma quando scorgiamo con gli occhi della fede i lineamenti della sua bellezza, anche quando è deturpata, come sempre, sul nostro volto, allora non possiamo non amare. Lutto nel Tigullio. È scomparso questa mattina lo scultore lavagnese Francesco Dall'Orso. Aveva 98 anni, era l'unico ancora vivente tra coloro che scolpirono la facciata della Basilica di Santo Stefano. Artista di scuola classica, ha insegnato all'Istituto di Belle Arti di Genova. Le sue opere sono custodite in numerose chiese e musei in Italia e all'estero, dai Musei Vaticani al Metropolitan Museum di New York. Il rosario sarà recitato domani alle 19 nella Camera Ardente dell'ospedale di Lavagna. I funerali invece saranno celebrati lunedì 18 alle ore 11 nella Basilica di Santo Stefano a Lavagna. Apriamo la pagina culturale e parliamo dei ruderi della piccola chiesa della Natività di Gesù a Villa Oneto di San Colombano Certenoli. Ruderi che hanno esercitato un fascino speciale fin dagli anni 50, quando per la prima volta furono portati all'attenzione degli studiosi del territorio. Dopo periodi di abbandono e successivi tentativi di recupero, oggi si è potuta riprendere la tutela del manufatto e presentare nuovi indizi e ipotesi sulla sua origine. E questo grazie alla somma donata da un privato al Museo dell'Ascito Cuneo, che alla Società Economica di Chiavari ha presentato il risultato dei lavori di ricerca. Sentiamo. Potrebbe essere il caso di l'unico edificio che io abbia presente in Liguria, francamente, di chiesa di liturgia bizantina, proprio con tanto di spazio per l'iconostasi e tutto il resto. Quindi una chiesa che francamente si potrebbe collocare per questo e per altri elementi diciamo nell'Alto Medioevo, comunque come origine anteriore al 1000, ampiamente anteriore al 1000. Ritorniamo su un antico progetto, riprendiamo il progetto e andiamo avanti? Beh, non ci si può mai fermare, guai. E difatti dopo 25 anni abbiamo ripreso in mano la situazione e dopo un abbandono così lungo siamo riusciti a ripresentare l'abbazia di Villa Oneto nelle condizioni in cui era nel 1994 e come era alla fine degli interventi fatti negli anni 70-71 che furono finanziati dalla soprintendenza. Lo studio fatto dall'architetto Osvaldo Garbarino, il quale ha esaminato dettagliatamente le strutture murarie in elevato e ha potuto quindi determinare che
ci sono state almeno 2 fasi di crollo e di ricostruzione. Quindi queste 2 fasi devono essere precedenti al 1681, che è la data della prima documentazione, e pertanto la chiesa, l'edificio va riportato indietro nei secoli. A quando? Non lo sappiamo, perché fin tanto che non vengono in luce dei riscontri di carattere archeologico è difficile attribuire una precisa datazione. Documenti non ce ne sono e quindi dobbiamo basarci su quelle che è l'analisi delle strutture. Lo spettacolo in programma questa sera all'Auditorium di Chiavari, Bivio Generation, nell'ambito della rassegna Eventi Umani, è stato annullato e rimandato a data da destinarsi. Il Comune farà sapere al più presto la nuova data. E ora lo sport. Rapallo è pronta ad ospitare il 7° trofeo Chiara Rama di nuoto dedicato alla memoria della giovane campionessa mancata ormai 15 anni fa a causa di un linfoma. L'iniziativa è in programma domani a partire dalle 9:15 alla piscina del Poggiolino. Hanno aderito 260 atleti per 6 società. Le gare di nuoto agonistico e preagonistico a livello giovanile saranno ben 650. Il ricavato sarà devoluto al guscio dei bimbi dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Tutti sono invitati a partecipare. E siamo così al calcio Serie C. Nel girone A oggi la Virtus Entella ha pareggiato 0-0 in casa dell'Alessandria. Nonostante un buon possesso palla, i biancocelesti non sono riusciti a realizzare azioni pericolose. Ma sentiamo le interviste a fine gara. Non era facile finalizzare bene, prima di tutto per le condizioni del terreno di gioco, abbiamo bisogno di fare sempre 2 o 3 tocchi per addomesticare la palla, abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo cercato anche di renderci pericolosi con piazzati, angoli, punizioni, siamo arrivati molto vicini, però non ce l'abbiamo fatta. La prestazione è stata un'ottima prestazione in un campo molto difficile. Quindi ci prendiamo questo punto. Primo tempo equilibrio, secondo tempo abbiamo giocato solamente noi, loro non sono mai stati pericolosi, lo hanno fatto solo in una circostanza in cui secondo me c'era un fallo netto da rigore su Caturano e sulla ripartenza a fine primo tempo abbiamo rischiato e poi basta sul rinvio di Paroni, che è una palla tranquilla ma purtroppo il vento l'ha riportata dentro. Poi abbiamo tenuto sempre il pallino di gioco in mano, non è facile soprattutto contro una squadra che comunque si difende, che ti riparte, una buona squadra, giocatori veloci, forti fisicamente, che hanno cambiato anche assetto rispetto alle ultime settimane, si sono messi con 5 centrocampisti, quindi difficile. Sono tutte fondamentali per noi perché veramente ne abbiamo una dietro l'altra, però è importante, come era importante pensare solamente all'Alessandria oggi, senza pensare a che cosa sarebbe successo poi martedì. Adesso è importante pensare solamente a martedì, quello che succederà a Vercelli, perché anche lì sarà un'altra finale, come lo sono tutte dalla scorsa partita fino alla fine. Al 22esimo Criterium di Fitness, che è andato in scena ai primi di marzo a Torino, le formazioni della Chiavari Nuoto si sono classificate dall'8° al 3° posto in chiave nazionale nelle specialità acqua alta e acqua bassa. Un risultato importante celebrato questa mattina nella piscina di Largo Ravera a Chiavari con le autorità cittadine e i vertici della società. Agli atleti infatti è stata consegnata una targa. L'acqua fitness, dicono dalla Chiavari Nuoto, sta diventando sempre di più un'attività agonistica. Ma sentiamo una dichiarazione raccolta a Bordovasca con il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua. Questo nuovo risultato, l'ennesimo di Chiavari Nuoto a livello nazionale, è molto importante per la promozione di tutta la città, di tutti i valori dello sport. A Chiavari abbiamo tante società sportive che raggiungono importanti risultati, pensiamo al calcio, pensiamo alla scherma, alla ginnastica e al nuoto, con questa nuova disciplina che permette agli atleti, ma anche a coloro, cittadini che vogliono avvicinarsi a questa disciplina acquatica, di farlo con istruttori qualificati nel centro di Chiavari. Quindi l'offerta della Chiavari Nuoto nella piscina di Largo Pessagno si arricchisce di un ulteriore servizio e la cittadinanza ne risponde bene, in quanto i numeri della piscina di Largo Pessagno sono estremamente importanti e il sindaco di Chiavari e tutta l'amministrazione sono contenti della gestione da parte della Chiavari Nuoto. E ora sfogliamo l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per domani.
Appuntamenti in agenda per domenica 17 marzo. La Federazione Italiana Amici della Bicicletta organizza una pedalata nel verde da Sestri Levante fino all'abbazia di Borzone per ammirare il volto megalitico di Cristo. Il ritrovo alle 8:15 davanti alla sede della FIAB Tigullio di Viale Dante. Dalle 8:30 alle 12:30 in piazza Mazzini a Chiavari sarà presente l'autoemoteca dell'Avis per una raccolta straordinaria di sangue. Dalle 10 all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante, seconda giornata del festival dedicato alla fotografia aerea e al mondo dei droni. L'ingresso è gratuito. Ultimo giorno per visitare la mostra Donne in Cammino, allestita all'Auditorium San Francesco di Chiavari, un'esposizione multimediale sul percorso delle donne, dalla Costituente, passando per i movimenti e sino ad oggi. L'orario dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. A Rapallo doppio appuntamento con Rappallunia, alle 15 in piazza Davico laboratorio di disegno e alle 16:15 al chiosco della musica concerto della band Cartoons of a Rocks con la partecipazione di Cristina D'Avena. In caso di maltempo l'evento sarà spostato in piazza Venezia. A Palazzo Fasce di Sestri Levante dalle 15 alle 17 ultimo appuntamento della rassegna Marzo al Musel con il laboratorio didattico per bambini a caccia dell'orso. Alle 16, nei locali dell'Associazione Spazio Aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure, Elena Serrati parlerà del libro di satira politica L'asino, sogno di Francesco Domenico Guerrazzi. Sempre alle 16, al Teatro Comunale di Cicagna, la compagnia dialettale Teatral Nervi di Genova porterà in scena lo spettacolo Brezza della Sera. In occasione della rassegna Confini e Racconti, alle 16, all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante, si terrà un incontro sul tema Gli Invisibili, storie elementari di fatica e di omertà. Tra i relatori Stefano Busi, referente regionale di Libera, e Ivan Sagnet, referente dell'associazione No Cap. A Villa Acqueirolo di Rapallo, alle 16, l'Accademia Culturale organizza un dibattito sull'argomento Vecchiaia tra venerazione e discredito, una vera e propria tavola rotonda. Nella Sala Bozzo di Bogliasco alle 16:30 l'attrice Carola Stagnaro e il giornalista Gianfranco Sansalone daranno vita all'esperimento di giornalismo teatrale Loriana della Fallaci. E in occasione della Giornata Internazionale della Donna all'Auditorium San Francesco di Chiavari alle 17:30 si terrà lo spettacolo canoro Una voce, una fisarmonica, il canto delle donne. Siamo in conclusione, ricordo ancora la diretta di domani a partire dalle 18 dalla Cattedrale di Chiavari per la giornata delle cantorie dei ministeri laicali sul canale 15 di Telepace. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.